Sì, buonasera a tutti. L'iniziativa è nata quando si è pensato che 100 anni di storia, 100 anni di opere e di lavori, bisognava un po' ricordarle nella maniera più giusta possibile. È venuto in mente di cercare tra i gruppi le foto dei lavori, delle opere che sono state fatte in questo periodo, non solo all'interno dei propri gruppi, ma anche sul territorio nazionale e anche nel territorio, fuori del territorio nazionale. Da lì, partita l'idea, ci siamo messi in movimento, abbiamo interpellato i gruppi per vedere cosa avevano nei propri archivi, se era possibile avere le foto dei loro lavori, e piano piano siamo riusciti ad arrivare a oggi e a rappresentare questa bellissima mostra in questo bellissimo Palazzo Sacinelli, che è sulla via Migliore nel cuore della città di Conegliano. E qui vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha sempre dato la possibilità di lavorare con loro nella maniera più giusta e più tranquilla possibile, non solo il signor Sindaco ma anche tutti i suoi collaboratori che da mesi ci danno manforte e ci aiutano in questo evento, e poi chi ha curato dai gruppi che ci hanno portato la materia prima, che sono le foto, dai curatori della mostra, tutti quanti che si sono dati da fare per scartabellare e preparare questa mostra, mettere le foto in ordine, con impegno, con lavoro, con dedizione, in modo che la mostra sia un pezzo di storia della nostra bella sezione di Conegliano.